Eccola Friuli, siamo in partenza. Oggi andiamo a Pradamano, al centro commerciale Bennet, a conoscere un altro edicolante. Insieme a lui parleremo ovviamente del commercio, ma anche commenteremo alcuni passaggi, alcuni stralci delle inchieste pubblicate questa settimana dal Friuli. Il titolo scelto per la copertina è Supermarket della droga. Di cosa si parla? Ovviamente di abuso di stupefacenti, in particolare da parte dei giovanissimi, in particolare studenti delle scuole. E proprio alle scuole abbiamo chiesto qual è l'azione giusta, i progetti, la prevenzione che viene applicata e fatta sul campo, ma abbiamo sentito anche le forze dell'ordine, in particolare appunto Massimiliano Ortolan della squadra mobile di Udine, che ci ha raccontato quali sono le droghe più in uso in questo momento, com'è cambiato anche il tipo di consumo di droghe negli anni e soprattutto quali sono le rotte degli stupefacenti. Abbiamo sentito anche l'esperto del CERT che ci racconta quali sono le casistiche dei pazienti trattati proprio dal centro friulano. All'interno del numero in edicola si parla anche di università, parliamo dei 40 anni dell'Ateneo Friulano e soprattutto di come questa presenza in città abbia trasformato e cambiato Udine, creando nuovi poli universitari come quello dei Rizzi ad esempio, e abbiamo sentito che cosa ne pensano gli udinesi che hanno visto la loro città trasformarsi sotto gli occhi in questi decenni. E poi naturalmente focus su Pradamano e si parla di velocità in questo caso. Stop alla velocità, come in molti comuni del Friuli, anche a Pradamano sono arrivati appunto dei controlli della velocità per fermare chi ha il piede pesante. Adesso però ci mettiamo in marcia e andiamo a conoscere un nuovo edicolante e a fare 4 chiacchiere con lui. Siamo qui con Fabrizio Vallefuoco che dopo diversi anni da dipendente, da 2 anni affianca il fratello nell'attività appunto di gestione delle edicole all'interno del centro commerciale Bennet. Sì, noi abbiamo cominciato 2 anni fa, abbiamo rilevato questo punto vendita e siamo abbastanza contenti. È un punto vendita innanzitutto un po' particolare perché nonostante siate in un centro commerciale c'è una clientela fidelizzata che viene da voi ogni giorno. Sì, noi abbiamo una clientela piuttosto fidelizzata soprattutto la mattina. Questo centro serve tutte le zone del Manzanese, di Butrio, diciamo fino al Viale Palmanova, eccetera. Come si diceva appunto poc'anzi, abbiamo una fidelizzazione abbastanza alta sull'acquisto dei quotidiani, eccetera eccetera eccetera. Dopodiché nel pomeriggio la clientela varia, soprattutto verso l'ora di pranzo. Abbiamo un sacco di dipendenti di aziende limitrofe che vengono a fare la pausa pranzo, comprano il giornale piuttosto che altri prodotti, fanno la pausa pranzo e poi ritornano. Quindi insomma si può fare l'edicolante anche all'interno di un centro commerciale senza perdere quello che è, diciamo, l'aspetto più nobile e bello del vostro lavoro, che è il rapporto con la clientela di cui conoscete i gusti e alla quale consigliate anche riviste magari specializzate e quindi adatte insomma ai loro gusti. Diciamo che la nostra clientela la conosciamo al 99%, a parte quella di passaggio che è classica estiva piuttosto che del domenicale, li conosciamo tutti, sappiamo già cosa dargli prima ancora che entrino all'interno del punto vendita. Chiaro è che soprattutto per determinate categorie di periodici come gli specializzati, dalle armi alla tecnica alla musica, dove c'è una tecnica, diciamo, una spiegazione tecnica dell'argomento, abbiamo molti clienti fissi che vengono a ricercare questo tipo di periodico. La baracchetta è stata sostituita da un negozio vero e proprio, sì, che offre servizi, non offre più solamente appunto giornali quotidiani, periodici, ma offre tutta una serie di servizi che vanno dalla ricarica telefonica
piuttosto che al pagamento delle bollette e tutto quello che ne viene. Gestire un'edicola naturalmente all'interno di un centro commerciale significa anche fare degli orari diversi rispetto al solito. Io sottolineo sempre che è un mestiere di fatica e ovviamente lo è anche per chi ha un'edicola all'interno della grande distribuzione, però ci sono orari diversi, non fate l'alba, però fate, diciamo, andate ben oltre il tramonto, no? Sì, noi abbiamo la fortuna, diciamo, di cominciare ad orari decenti. Noi apriamo alle 8:30 la mattina e chiudiamo alle 8:30 la sera, quindi diamo un servizio a tutto tondo, ecco. E 7 su 7? 7 su 7, 12 ore al giorno, sì. Allora, le faccio una domanda che invece si aggancia a una delle inchieste pubblicate dal settimanale Il Friuli questa settimana. Si parla ovviamente anche di Prada Mano, in particolare di velocità e di un occhio particolare, insomma, a chi ama premere un po' sull'acceleratore, ovviamente nelle viabilità e nelle strade qui limitrofe anche al centro commerciale. Cosa ne pensi? Guardi, non sono informato sulla situazione, le dico la verità. Il Natale è lontano ma neanche così tanto, è stata inaugurata appunto ieri la nuova edizione della Fiera Idea Natale a Udine e ovviamente i centri commerciali, diciamo, sono sempre in prima i primi ad arrivare con i prodotti, gli addobbi, tutto quanto natalizio. Cosa ne pensa? Partiamo un po' troppo presto oppure sono giusti i tempi dal punto di vista anche commerciale? Allora, il Natale ormai è cominciato già da un mese. Nel senso che sono fuori prodotti nei vari negozi già dal mese di ottobre, quindi sicuramente stiamo anticipando, sicuramente ci saranno i clienti dell'ultimo minuto come ogni anno. Secondo me quando si comincia a proporre il mese di novembre per il mese di dicembre, il Natale è più che sufficiente. Anticipare è forzare un po' la mano. E secondo lei quali sono le strategie giuste per comunicare ai ragazzi i rischi di questo tipo di abusi e dipendenze? Allora, il problema è molto complesso, non è così semplice perché altrimenti ci sarebbe già qualcosa. Io opero in una struttura dello Stato e diciamo che anche da vicino ci occupiamo anche di questo. Si dovrebbe lavorare a priori in sostanza per quanto riguarda non solo nella società oppure per quanto riguarda i circoli, per le varie associazioni giovanili, robe varie, ma anche lo Stato stesso, parlando già dagli istituti, che purtroppo questi ragazzi cascano in un buco nero che viene considerata malattia oggi, non un vizio. Dovrebbe fare qualcosa in più, stanziando dei fondi, per dire, secondo la mia esperienza che ho, invece di spendere fondi all'interno di un istituto penitenziario, facendo dei corsi, robe varie, perché non dare la possibilità che quando escono, quantomeno creare una cooperativa che li mettono fuori dall'istituto in modo che per un anno hanno la possibilità di reinserirsi bene nella società. Ma io penso tutto viene da famiglia. Se sono genitori giusti, buoni, se una famiglia buona, i bambini non hanno problemi. Sì, pochi perché carattere, ma invece penso non è da scuola tanto. Quindi è da ascoltare i ragazzi e lavorare, diciamo, in famiglia per far sì che parlino e raccontino. Sì, deve fare tanto con bambini e tanto tempo deve stare con bambini, non solo guardare lavoro e viaggi. Per me è così, io avevo 3 grandi, tutti fatto studi, tutti sono bravi. Io conosco anche delle persone dove non hanno genitori e si comportano benissimo, come anche sono dei ragazzi che hanno dei genitori che stanno e si comportano, quindi non possiamo sempre attribuire al fatto che i genitori o le famiglie non seguono, ci sono anche dei casi che non seguono, ma ripeto, per me è un discorso più a priori che va. E la società stessa dovrebbe essere intorno a questi ragazzi, come fare per risolvere il problema. Udine è cambiata molto negli ultimi tempi, negli ultimi anni. Abbiamo festeggiato il 40° anno di fondazione dall'università che diciamo in città ha portato anche numerosi cambiamenti proprio strutturali. Lei che ci ha vissuto e l'ha vista trasformarsi negli anni, che impressione ha? È migliorata, peggiorata? Beh, che sia migliorata senz'altro, poi quando c'è cultura migliora per forza, si non può regredire, no? Mi capisce? Comunque guardi, è sempre una città dove vengo volentieri perché io abito fuori, no? È un piacere, è una città vivibile, è proprio diciamo, a livello umano, no?
Sì, io sono innamorato di Udine comunque, sì, sono di parte. E la città mi piace di più rispetto a tanti anni fa, non so quale sia il ruolo determinante dell'università, sicuramente è uno svecchiamento dell'ambiente, è un implemento alle costruzioni, anche perché dopo il terremoto avevamo bisogno di impiegare l'edilizia, quindi sicuramente. Insomma, poi Udine è stata per anni la città delle caserme, dopo la città delle caserme si è ritrovata Da morire in questo senso, perché io sono qui da 40 anni, ma è stata una cosa estremamente diversa. Devo dire che secondo me Udine è un po' più orientata a nord che a sud nella sua evoluzione, però sicuramente è cambiata moltissimo e molto in meglio. Io mi trovo bene all'Università di Udine, la città è anche abbastanza portata di universitario, secondo me va bene così. Io sono al 3° anno, quindi sì, non è che la vedo tantissimo perché passo la maggior parte del tempo all'università, però direi che va bene così. Grazie per essere stati con noi. Edicola Friuli di oggi finisce qui, siamo all'interno appunto del centro commerciale Bennett di Pradamano. Grazie a Fabrizio per essere stato con noi e vogliamo salutare il fratello che poi è il titolare. Assolutamente, lo salutiamo, adesso in questo momento non c'è. Io ringrazio voi per avermi fatto visita e ci vediamo la prossima volta. Esatto, grazie per l'accoglienza naturalmente. Il prossimo appuntamento con Edicola Friuli è a Manzano venerdì prossimo. Buona serata.